Ancora violenza a bordo di un bus della MOM, ancora un autista aggredito. È accaduto ieri sera alla stazione delle Corriere in Lungosile Mattei a Treviso su un pullman in partenza per Vittorio Veneto. Protagonista un giovane salito a bordo dell'autobus mostrando al conducente dal cellulare un biglietto falso. Alla contestazione il giovane prima ha alzato la voce, poi anche le mani e a spalleggiarlo in questa escalation di violenza sono arrivati anche una trentina di altri ragazzi. Nel caos generale qualcuno ha avvisato le forze dell'ordine giunte sul posto in pochi minuti e la zuffa si è tramutata in un fuggi-fuggi generale. Purtroppo, commenta il presidente di MOM Giacomo Colladonna, quello di ieri sera è solo l'ultimo di tanti episodi. Mi auguro che le forze dell'ordine identifichino al più presto gli autori dell'aggressione, che non vanno solo redarguiti ma perseguiti penalmente. Come azienda, conclude Colladonna, anche in questo caso MOM sarà al fianco dei lavoratori.